Oggi abbiamo presentato la rivista Esodo con il magistrato Borraccetti e il dottor Beraldo come sociologo, che hanno contribuito alla scrittura di questa rivista che è intitolata Mafia Nord-Est, il caso Veneto. A questa rivista hanno contribuito anche altre entità, parlo per esempio di Libera, di Avviso Pubblico e anche chi svolge un ruolo, penso anche ad un scatto all'interno della società stessa. La volontà era quella di far capire come solo attraverso un'azione di natura culturale, di reti tra istituzioni e cittadini, quindi un'attività di informazione di cosa sia la mafia, di cosa sia la malavita organizzata e di come agire in termini culturali, morali, etici e anche preventivi, si possa arrivare a sconfiggere quelle che sono delle reti citate come reti del male. Credo che sia stata una bellissima giornata, io ringrazio anche chi è intervenuto in termini di associazioni perché siamo riusciti a dare quel messaggio. Non è una questione mia, è una questione nostra, è una questione di tutti e negli interventi è emerso più volte come ci sia bisogno del sostegno reciproco in termini di formazione ma anche in termini di intervento in quelli che sono le giovani generazioni, che ci accomuni un progetto culturale, ci accomuni un linguaggio comune per riuscire a far rinascere la bellezza dove questa bellezza purtroppo è morta e in qualche modo a tenere saldi quelli che sono i capisaldi anche della regione Veneto, se ricordiamo quella che è la storia anche della nostra regione e quella che è la storia della nostra economia. Qual è la specificità del caso Veneto per quanto riguarda la presenza della mafia a nord-est? Il magistrato l'ha anche spiegata l'ha spiegata molto bene. Non è una terra di mafia, ma è una terra in cui per anche la sua crescita di natura economica molto veloce, se vogliamo, la mafia in qualche modo si è insinuata e ha trovato in questo momento anche una diramazione molto forte. Quindi si è andati oltre anche quello che è il sistema di infiltrazione, ovviamente dovuto sia a una sottovalutazione di natura anche culturale da una parte, una non conoscenza, giustamente lo diceva il magistrato, anche di significato di mafia, quindi una non capacità di lettura preventiva di quello che stava succedendo e nei momenti di difficoltà economica e sociale chi vuole approfittarne ne approfitta, quindi un sistema ricco come il nostro in qualche modo ha trovato il punto di debolezza in quello che invece è un punto di forza e la mafia ha fatto il suo lavoro. Non è tutta mafia, bisogna ricordarlo, alcune cose sono criminalità organizzata, alcune azioni sono di illegalità, alcune cose però sono di mafia e c'è chi giustamente ha ricordato non parliamo più solo di infiltrazione. Questo è corretto dirlo non per far prendere paura ma per far capire che se vogliamo tenere viva la nostra economia, la nostra società, bisogna che agiamo tutti insieme. Quello che può fare ognuno di noi, ogni cittadino per contrastare il rischio che è rappresentato da presenze mafiose nella nostra società, nel territorio e in generale quello che può fare per opporsi alle infiltrazioni criminali e credo che sia credere nella legalità, credere nel fatto che la legge, l'osservanza della legge tutela della nostra libertà. Quindi credere che avere comportamenti ispirati al principio di legalità e pretenderlo in generale nel corso dell'amministrazione, della politica, di tutti gli aspetti della vita sociale sia un rimedio efficace contro il rischio di queste infiltrazioni. E credere alla legalità, aggiungo, non solo nel senso della legge che ti impone dei doveri, ma anche e soprattutto nella legge che ti consente di avere dei diritti, che ti fonda i diritti, ti fonda le libertà. La legge quindi non è soltanto, in qualche caso lo deve essere un limite, ma è anche la premessa per poter esercitare i diritti di cittadinanza. Ecco, quindi credere nella legalità in questo senso penso che sia quello che ciascuno di noi deve fare. In termini concreti, cosa significa credere nella legalità? Noi ogni giorno cosa possiamo fare? Quali sono gli esempi?
Ma sono esempi anche molto modesti ma importanti. Per esempio rispettare le regole della circolazione stradale, per esempio pagare il biglietto quando si sale in autobus o salendo, di esempi, pagare le tasse senza sentirsi oppressi. E poi per esempio evitare le raccomandazioni, le richieste di raccomandazioni quando si deve chiedere un servizio pubblico di qualsiasi genere. Sono esempi, alcuni minimi, alcuni un po' più consistenti, che messi in pratica all'interno di una collettività, se non da tutti, dalla stragrande maggioranza delle persone, aumentano la qualità della vita collettiva e soprattutto ci difendono dalle infiltrazioni di chi queste regole non le vuole osservare per perseguire meglio i propri interessi. Alle giovani generazioni dobbiamo chiedere di essere coscienti che hanno dei diritti, per esempio hanno dei diritti ad andare a scuola, ad essere istruiti, ad avere opportunità di crescita, avere opportunità di lavoro, ad essere curati se stanno male, a vedersi tutelate tutte le proprie libertà, le proprie aspirazioni, ma che il complemento di questo atteggiamento è adempiere ai doveri che ognuno ha all'interno della collettività, perché ci sono dei diritti da rivendicare, ma ci sono dei doveri da adempiere. Le due cose stanno insieme. Bisogna che i giovani capiscano che le due cose, diritti e libertà e doveri, vanno assieme.